spettacolo vuole ringiovanire, vuole in qualche modo dare una nuova luce a quest'opera per renderla più vicina possibile anche alle generazioni che al giorno d'oggi magari vedono in maniera un po' così obsoleta ormai queste opere che sono appunto studiate solo sui libri di scuola e quindi anche considerate abbastanza pesanti. La nostra messa in scena vorrebbe appunto portare questo a un ringiovimento dell'opera. È stato deciso di realizzare l'opera con solamente 5 attori, nonostante il grande numero di personaggi, quindi questo continuo cambio di personaggio da parte degli attori porta anche un dinamismo molto molto più alto e quindi un ritmo molto alto che appunto è diverso rispetto al ritmo che si potrebbe trovare in un'opera, cioè in un Signor Todor realizzato in maniera, tra virgolette, classica. Il mio personaggio primario è il signor Menego. È il macchinista del teatro dove si andrà ad andare in scena praticamente e lui è lì quella mattina perché deve mostrare al sindaco di questo paese questo macchinario che è stato portato dentro chissà dove e bisognerebbe sistemarlo. Lui è il classico macchinista, è sempre indaffarato, un po' burbero, un po' rappresenta in parte anche il signor Todoro, diciamo. È anche per questo che è stato scelto come personaggio da cui viene tratto. Il signor Todoro è un uomo anziano che ha circa 72 anni, che è il padrone di casa, il classico anziano che ha lavorato tutta la vita e che è padrone di tutto quello che è riuscito a guadagnare nella sua vita. Lui in realtà crede di essere molto intelligente, molto furbo, molto sgaio, cioè è convinto addirittura che tutti siano sottomessi a lui, anche se in realtà è molto facile da manipolare. Marcolina è una signora, una donna di circa, io me lo immagino 45enne, nonostante comunque Berta, il personaggio, sia di età molto diversa comunque. E lei è una donna molto forte perché fondamentalmente deve tenere sulla casa, come si suol dire, e come tiene sullo spettacolo, perché è quella che comunque fa girare tutto, è lei che alla fine organizza il matrimonio per sua figlia e riesce a fare tutto senza che Todor alla fine comunque sia troppo arrabbiato, nonostante tutto, nonostante comunque abbia questo atteggiamento molto aggressivo. I 3 personaggi che io interpreto, che sono il signor Stevan, la signora Fortunata e la signora Cecilia, sono abbastanza diversi fra loro. Il signor Stevan è una persona molto riservata, è il custode del teatro ed è una persona che io immagino abbastanza burbera, un po' appunto riservata sulle sue, nessuno sa bene cosa pensa e questo gli va bene perché non gli importa molto di quello che gli altri pensano di lui. Infatti ci sono diverse cose lungo il testo che fanno capire che non molti conoscono il signor Stevan come il signor Stevan conosce se stesso, ecco. Mentre quegli altri 2 personaggi della farsa sono un po' la seconda faccia, possiamo dire così, appunto il lato che nessuno ha mai visto di questo personaggio e quello di cui magari il signor Stevan non va molto fiero, ma a cui tiene un sacco. E questo e il poterli far andare fuori, poter lasciarli liberi lo rende molto felice. Si inseriscono degli piccoli riferimenti a Venezia, la scena dei merletti, la scena della gondola,
che svelano il palco. Quello che volevo evitare è che il pubblico entrasse in sala, vedesse l'allestimento e lì finisse la sorpresa. No, credo che Signor Totoro sia un'opera dinamica e necessitava di un allestimento dinamico, quindi i fondali che si alzano e si abbassano, l'armadio che scorre in avanti, il praticabile centrale che diventa un tavolo. Questo è idealmente un ponte mobile. Quando lo spettatore entra in sala, quello che si presenta ai suoi occhi è una via di mezzo tra Venezia, quindi con i pontili, il molo, le barche all'inizio del terzo atto, per esempio, e un teatro nella sua immagine più tradizionale, quindi i praticabili di legno, i mantegni con le corde, la lagaraticcia. Questo aiuta a ridurre la scenografia fino ad ottenere una composizione modulare che si possa tranquillamente montare e adattare in qualsiasi spazio, anche diverso dal teatro vero e proprio, quindi una piazza, un palazzetto, una sala. Questo accorcia notevolmente i tempi di montaggio, che quindi vengono divisi fra i vari membri della squadra, in modo tale che ognuno monti il suo pezzo e poi venga inserito nell'allestimento generale. Come difficoltà è stato la parte soprattutto appunto della commedia, dove i 5 personaggi principali appunto si mettono in gioco con un continuo cambio di abiti per appunto interpretare diversi personaggi, in quanto comunque volevo sì riutilizzare un pochino delle linee che fossero un richiamo allo storico, anche per contestualizzare appunto la commedia in sé, però volevo cercare di svecchiare un pochino l'opera in sé, senza andare appunto a riutilizzare quei costumi tipicamente storici con quei tratti fedeli al Settecento, in modo tale comunque da poter portare il pubblico un po' più all'interno della storia in sé.